Buonasera e bentrovati a Corner, la puntata di lunedì 24 febbraio 2025. Come sempre per parlare degli esiti poi della giornata calcistica nel campionato di Serie C e in maniera particolare del Catania, in studio con me ci sono Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie anche ad Angelo Patanè. Giri alla larga, Molto alla larga. E poi ancora Carlo Breve. Grazie Angelo. Carlo, buonasera. Buonasera a voi. Vado dall'altra parte. C'è? No. No. Senta. Andiamo da Giulia perché ci dà delle coordinate, no? Buonasera a tutti, io vi ricordo il numero per interagire con lo studio, è 342 771 2855 e vi ricordo anche di mandare messaggi brevi. Fondamentale questa precisazione. Vado dai cugini, buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera, studio sempre più verde, quello che vedo io, poi chiaramente è una stanza particolare la vostra. Sì, abbiamo un campo un po' gellito. Esatto. Se ci mandate un giardiniere, dico. Adesso cerchiamo di rimediare e sistemarlo. D'accordo, allora ragazzi, vogliamo rivedere, prima di cominciare le nostre discussioni, il nostro dibattito, quanto accaduto ieri contro l'Altamura? Lo facciamo con questa copertina che ha montato per noi Ottavio Longo. Squadre in campo con il Catania con la maglia lavica, quella scura, mentre l'Altamura in maglia rossa. I due capitani adesso si incontrano a centrocampo, De Rose per il Catania e Rolando per l'Altamura. Montalto che è pronto per il calcio d'inizio di questa partita. C'è il contropiede per l'Altamura e la gran parata di Dini. Rolando adesso in possesso del pallone, il tocco da parte di Celli e il calcio di rigore. Leonetti che va alla conclusione, c'è il gol da parte dell'Altamura. Celli può andare a sinistra ma c'è Mané, Celli lo supera bene, riesce a crossare di sinistra, il colpo di destra e il gol da parte del Catania con Jimenez che porta alla parità il Catania proprio nell'ultimo secondo di gioco. Intervento sbagliato da parte di Celli, si sviluppa l'azione dell'Altamura, la gran parata, ancora la gran parata da parte di Dini. Jimenez che riesce a servire bene, Stoppa, ci sono due giocatori al centro dell'area, Stoppa va avanti, viene fermato, si lamenta per un possibile calcio di rigore. Arriva adesso il fischio finale del direttore di gara, 1-1 dunque il punteggio fra Altamura e Catania in una partita densa sicuramente di emozioni.
In 177 hanno seguito ieri il Catania sul campo dell'Altamura, mi riferisco ai tifosi chiaramente del Catania che hanno affrontato una trasferta non proprio comodissima. Onore a loro. Certamente, perché insomma c'è tanta fatica e tanti sacrifici dietro a questa trasferta. Allora, io vorrei partire da Carlo Breve. Mi pare assolutamente giusto. Perché la sua analisi da un punto di vista tattico, da un punto di vista diciamo del gioco, così abbiamo la nostra discussione. Più avanti parleremo d'altro, anche di altro, attenzione. Ma più che tattico e del gioco, Angelo, il Catania non ha smaltito le scorie della partita di domenica scorsa con la Casertana e noi l'avevamo preventivato. Chissà se il Catania riuscirà a smaltire queste scorie. Non è riuscito a smaltirle. Il Catania decimato da tantissime assenze, Catania che in campo ha degli uomini non al top della condizione, si aggiunge a quegli uomini di cui parlavamo settimana scorsa, Montalto, rientrato da circa un mese di assenza, è buttato subito in campo perché non ci sono alternative. Poteva esserci l'alternativa di Corallo, ma ieri Toscano ha preferito non metterlo in campo e non utilizzarlo. L'alternativa c'era. C'era Corallo. Tra due giocatori che non sono titolari. Gliel'abbiamo chiesto ieri a mister Toscano, non ci ha risposto. Non ci ha risposto, ha bypassato. Quindi Catania, che in questo momento è una squadra che ha delle problematiche legate a tutti questi infortuni, a tutti questi uomini che non sono al top della condizione e chiaramente il rendimento ne risente. Ogni domenica cambiare formazione, cambiare un minimo di sistema di gioco non favorisce un'identità di questa squadra e il dato è tratto. Partita ieri mediocre con una squadra mediocre da bassa classifica, nonostante fosse in un momento buono perché veniva da una serie di risultati utili. Ha sfruttato degli errori che aveva fatto il Catania nel primo tempo, il Catania è riuscito a pareggiarla meritatamente. Ritengo che il risultato di parità sia il risultato più equo anche per le occasioni da gol che ha avuto alla fine l'Altamura, favorita dall'espulsione di Stop. Incredibile di Stop, perché abbiamo visto fra poco ci arriviamo, veramente paradossale. Sicuramente. Allora, paradossale. Alessandro, ne abbiamo già parlato oggi nel corso di anteprima e adesso ci torniamo. Per dire che cosa? Per dire che probabilmente questa squadra continua a rappresentare un campionato che non è quello che ci si attendeva. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo sottolineato, è una squadra che fa fatica, è una squadra che non si ritrova. Poi ci sono tutti questi infortuni e fra poco cercheremo di entrare nel merito, avremo anche una grafica fra le altre cose degli infortuni, perché gli infortuni anziché diminuire crescono settimana dopo settimana. E poi devo dire che, questa è una mia riflessione, qualcuno che arriva dalla panchina, e facciamo nome e facciamo cognome, facciamo il nome di Luperini, ieri a un certo punto è entrato in campo ma nessuno l'ha visto. Bisogna capire questo oggetto misterioso perché è così misterioso. Alessandro. Beh, la considerazione più semplice è che questa squadra alla 28ª giornata ha pochissime certezze da un punto di vista individuale. 2, forse 3. Ecco, Jimenez, Inglese, Di Tacchio se sta bene, ci possiamo mettere anche Dini, che esatto, tutto sommato sta dimostrando di essere un portiere più che affidato, ma per il resto non vedo altre certezze, non vedo giocatori sui quali tu sei disposto a scommettere oggi ci va a vincere la partita. Non ce n'è. E questo, secondo me, al di là del valore individuale di questa rosa, chiama in causa, secondo me, la conduzione tecnica di questa squadra. Cioè, alla 28ª giornata è lecito pretendere molto di più sul gioco del Catania, perché il Catania partite belle ne ha fatte col contagocce quest'anno. Oggi tu accennavi all'intervento di anteprima, ho voluto fare diciamo una proiezione da Foggia al Foggia, cioè 10ª giornata il Catania va a Foggia, pareggia 2-2, è secondo in classifica dietro il Benevento e viaggia a 1,80 di punti medi a partita. In 18 partite, quindi prima di affrontare di nuovo il Foggia, il Catania ha vinto 5 volte su 18 partite
e viaggia a 1,22 di media, cioè una media da centro-bassa classifica. E quindi nel momento in cui ci aspettavamo un trend di crescita da Foggia verso il Foggia, dobbiamo constatare che questa squadra oggi esprime dei valori mediocri per il trend che ha avuto, e questo non può prescindere da delle certezze tattiche e di manovra, di fluidità del gioco che non vediamo o vediamo veramente a sprazzi. Cioè in questo segmento di campionato, che è praticamente un girone, io pongo l'evidenza su solo 5 partite giocate bene dal Catania. La partita in casa col Trapani, il pareggio ad Avellino, la vittoria in casa sul Sorrento, la vittoria in casa sul Giuliano e la vittoria di Monopoli. Cioè, ditemi voi se è un numero congruo, 5 prestazioni veramente buone. La partita col Benevento. Col Benevento, ma poi non è coincisa con un risultato. In casa, Alessandro. No, io sto dicendo dal Foggia. Dal Foggia, ok. Da Foggia a Foggia. Ok. In questo seguente campionato evidenziare appena 5 partite su 18, secondo me è mortificante. Troppo. È mortificante. Allora, abbiamo 3 minuti. Allora no, manda la pubblicità. 3 minuti. 3 minuti, poi facciamo la pubblicità e poi riprendiamo. Dai. Allora, la tua osservazione. non sono un uomo di fede, o la mia fede personale, ma mi rivolgo a San Paolo, non perché l'ho fatto io, ma lo ha fatto oggi il cappellano del Papa, al quale ovviamente facciamo anche nel nostro piccolo i migliori auguri. Parlava di spes contra spem, cioè la speranza contro ogni speranza. È un po' il ragionamento che ha fatto Carlo Breve e un po' il ragionamento che ha fatto Alessandro Vagliasini. Siamo partiti dal de agricoltura di qualche settimana fa. Stavolta è la lettera ai Romani di San Paolo che ci racconta questo approccio, perché altrimenti poi rischiamo in fondo di non prendere gli spunti dai grandi e poi raccontare probabilmente sempre le stesse cose. La speranza contro ogni speranza è un messaggio che oggi in ogni angolo, da qualunque prospettiva lo guardiamo, un po' si attanaglia al Catania, perché ci stiamo accorgendo che se il Catania è una fede per molti, per altri invece è una palestra di allenamento quando le cose non vanno bene per affilare i coltelli, ma ad essere razionali ci confrontiamo con una squadra che non ha sviluppato un sistema convincente di espressione di gioco. Ci accorgiamo che è una formazione che continua a perdere pezzi importanti, continua a sbagliare determinate valutazioni che non possono non coinvolgere l'aspetto tecnico, e dobbiamo comunque portare in porto questo campionato, e per farlo dobbiamo affidarci alla speranza contro ogni speranza, ma la speranza passa anche da elementi pragmatici, non di semplice fede. La speranza passa attraverso una riflessione importante che la dirigenza del Catania deve fare. Su tutti i punti, gli infortuni non possono essere soltanto un punto di riflessione e non un momento di decisione per comprendere quali siano le ragioni, le responsabilità, se ci sono, o la necessità di affiancare determinati e nuovi o diversi professionisti per risolvere questo problema. Parentesi, scusi Angelo, 36 infortuni dall'inizio del campionato. Non può essere. Allora, la speranza è quella di risolvere un altro problema che non può essere legato soltanto all'effetto tampone di avere trovato una struttura che ospita un paio di volte la settimana il Catania, e grazie al comune di Mister Bianco per farlo, ma il Catania deve trovare una sede che da qui alla fine di questo campionato ospiti stabilmente il Catania. Non può essere Mister Bianco. Mister Bianco può essere un B&B utile, comodo, anzi grazie, e anche ben strutturato, ma non può essere quella la sede degli allenamenti, a meno che il Catania non trasferisca la sede degli allenamenti definitivamente a Mister Bianco, perché l'idea, la proiezione di Torre del Grifo o della prossima stagione significa che probabilmente la dirigenza, e non lo ha fatto, è un inciso, ha perso la speranza anche in questo campionato. Ultimo aspetto è quello relativo
Poi ci torniamo su Torre del Grifo. Assolutamente sì, ma vedi Alessandro, torniamo a ragionare su un progetto che avrà lo start da qui a 2 anni, se tutte le cose vanno. Alessandro. No, assolutamente. Facciamo, assolutamente no. allora, su cosa volevi concludere? L'ultimo è Poi l'aspetto dopo di torniamo Vincenzo su Torre del Grella, che ovviamente è il punto apicale di questa società, e ovviamente su di lui si riversano le critiche della gestione. Io reputo che Vincenzo Grella sia in questo momento un uomo solo e abbia probabilmente bisogno anche di, non dico di un supporto o di un consiglio tecnico, ma di confrontarsi anche con gente che ragiona probabilmente in termini diversi, più costruttivi, che sia addentro a determinate materie. E reputo che tutto questo non possa non far perdere la speranza di poter prendere qualcosa di buono da questo campionato. Un aspetto fondamentale, ho chiuso, è quello per esempio relativo a una rimostranza diretta, perché ieri per la prima volta Grella è uscito fuori dalla plomb anglosassone, è venuto fuori, ha tirato fuori i denti, però a questo devono seguire anche dei comportamenti che siano in linea con le lamentele. Ieri ce n'è stata una macroscopica che voi non potrete vedere stasera, perché non abbiamo l'autorizzazione a passare le immagini, ma fidatevi di questi 4 seduti a questo tavolo per dirvi che l'espulsione di Stoppa è una abnormità calcistica, è un comportamento gravemente antisportivo di Rizzo che simula una situazione che non sta né in cielo né in terra, per la quale io reputo che il Catania non possa non riflettere nel presentare un immediato ricorso. Lo faremo. E di un assistente, Angelo, che non sa fare il suo mestiere. Bene. Allora ragazzi, prima di entrare in queste polemiche ci dobbiamo fermare. Giulia, preparati, perché dopo veniamo da te per i primi messaggi e poi passeremo anche dai cugini. Intanto ci fermiamo. Allora, eccoci di nuovo insieme, Patanè. Non continuare a parlare anche durante la pubblicità. Però diciamo quello che stavamo per dire. No. Stavamo Cosa stavamo per dire? Che dobbiamo dare la linea a Giulia. Un messaggio dove si dice che i giocatori sono scarsi. Abbiamo detto no, non si può dire. Ecco, basta, non dire più niente. No. Sentiamo Giulia, per piacere. Ok, mamma mia. Buonasera, semplicemente imbarazzanti, ma almeno siamo salvi. Nicola, curva nord. Salvo di Catania, non cerchiamo scuse dell'arbitro, il Catania è limitato e l'allenatore è in confusione totale. Buona serata e grazie a te che ci segui. Rigore per il Catania molto dubbio, polemica con gli arbitri inutile, squadra oggi scadente, domenica col Foggia gioco io, quindi giocherà Matt Sick in questo caso. Il gol annullato a Guglielmotti per carica al portiere era regolarissimo, perché il portiere non ha subito nessun fallo, è stato lui a buttarsi addosso al giocatore del Catania, sostiene questo nostro telespettatore. È vero. Lo abbiamo detto ieri in presa diretta. Esattamente. Buonasera, diciamocela tutta, un punto portato a casa grazie a Dini, lo scrive Greg. Salve a tutti, ne approfitto per farvi i complimenti e ringraziarvi per le belle ore di trasmissioni che ci regalate ieri. Ho visto la partita, che amarezza. Maurizio Danni, scemi. Poi una domanda per voi. Buonasera, io penso che Toscano non debba fare l'integralista. Perché non cambia modulo? Il Catania non ha un gioco. Giuseppe da Giarre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa anche con Carlo e ci trovavamo d'accordo sulla possibilità di giocare. Ma in conferenza stampa lui ha risposto a questa domanda, i moduli, i sistemi di gioco, ha detto contano fino a un certo punto, conta come vai a fare le cose, come le proponi. Però dico, questa ipotesi che abbiamo avanzato lunedì scorso credo che abbia un fondamento. Un altro paio di messaggi. Possono fare tante cose. Un paio di messaggi. Buonasera, con tutti questi infortuni la società sta pensando di intervenire sul mercato degli svincolati, soprattutto in attacco? No, sta pensando a intervenire sulle criticità che generano gli infortuni, questo è certo. Alessandro, in settimana era il ragionamento che ci però sarà un approfondimento specifico. È il ragionamento che abbiamo fatto però nella nostra introduzione. È finito il tempo di pensare.
io reputo che sia il tempo di decidere, alcune situazioni che ormai... Mi sembra di essere tornato qualche settimana addietro quando là c'era seduto Angelo Micali. Capisci? Perché altrimenti se continuiamo... Nel frattempo la tua analisi, se Francesco Gigante ci manda la prima schermata che abbiamo... Quale schermata? Quella sugli indisponibili, così anche per fare vedere ieri Però vedi, qual era la situazione. Se dobbiamo fare un discorso costruttivo e non affidarci alla fede, Guarda, Angelo, e lo so, li vedo, e sono più quelli... possiamo dire inglese che era in panchina a onor di firma, al ma 50%. in realtà no, diciamo al 10%. E allora... Quindi Beters, Anastasio, Allegretto, Di Gennaro, Di Tacchio, Sturaro, Lunetta e Dal Monte. Di questi chi rientra domenica, Alessandro? Si spera Forse Lunetta e forse Di Tacchio. Forse nessuno, nel senso nessuno al 100%. Si spera Lunetta, forse Di Tacchio. Però Alessandro, torniamo al ragionamento di base. C'è un tempo per assumersi le responsabilità e nel passato è stata una presa di coscienza anche molto umile che è stata già affrontata, ma c'è anche un momento per prendere le decisioni. Non possiamo ancora riflettere sulla necessità di avere un campo di gioco, sulla necessità di trovare un rimedio ai tanti infortunati, sulla necessità di dover confrontarsi con l'allenatore, se del caso, per una squadra che a 28 giornate di campionato non esprime un sistema di gioco. C'è un momento per riflettere, ma il tempo sostanzialmente è scaduto, perché a continuare a riflettere e non prendere delle decisioni importanti, ma a quel punto si legittima chi reputa che non c'è speranza, perché anche la fede a un certo punto crolla. In questa settimana questo tema verrà affrontato, valutato e deciso. Affrontato e deciso. La valutazione, Alessandro, valutato o affrontato è la stessa cosa, deciso va, allora è un tema, la conseguenza. È un tema che va deciso, In questa settimana verrà deciso. Il rapporto società-giocatori, perché non è possibile ritenere che buona parte di questi atleti scendano in campo e non offrano il meglio delle prestazioni, e quindi evidentemente c'è una questione che riguarda l'aspetto tecnico, perché è l'allenatore che mi deve mettere nelle condizioni a una squadra di giocare da squadra e a non avere paura. Io sono rimasto terrorizzato la settimana scorsa quando alla fine di Catania Casertana ci è stato detto: beh, la squadra ha paura. Questo è un messaggio che non può passare, perché questo è un errore tecnico. Ti posso dire di più? Concludo. Sì. È un gravissimo errore tecnico, così come va ovviamente rivalutata l'entourage decisionale di questa squadra, perché la sensazione che non ci sia squadra né dentro il campo né fuori dal campo. Se ci sono tanti yes men che non costruiscono, o se ci sono dei profili che vanno rinforzati, non dico eliminati, non dico tolti, perché non si toglie merito o lavoro a nessuno, ma se vanno rimpolpati, se vanno rivisti e se vanno ovviamente trovate nuove figure aggiuntive, beh, è il momento di farlo, perché altrimenti non c'è più neanche la speranza di trovare qualcosa di positivo nei playoff. Ci faremo una partita e andremo via. Allora, a casa. permettetemi di Solo andare, sulla paura. Che, paura di cui faceva cenno Angelo. Gravissimo messaggio. Posso tentare di capire il fatto che quando gioca al Massimino questa squadra sente molto la pressione, ma non lo giustifico, lo posso capire. Alessandro. Ma quando giochi ad Altamura davanti a 500 persone in un contesto ideale, Alessandro, questa domanda l'ho fatta io a Toscano non ci un paio può di settimane essere addietro, nessun mi ha tipo di detto che paura. lui non conosce la parola paura nel mondo del calcio. Vorrei Ma non va andare in campo, Toscano. vorrei andare adesso dai cugini per un paio di titoli, solo un paio di titoli, ragazzi. Ok, ne facciamo due. Due. Cominciamo dal Soddisfatto Quotidiano, come sempre, siamo sempre soddisfatti. Che intitola?
Hanno stato gli arbitri. La società tuona contro la cassa arbitrale. Quest'anno ci mancano almeno 10 punti. Almeno. La gestione arbitrale evidenzia ogni giorno mancanza di competenza, programmazione, strutture nelle quali far allenare i direttori di gara, una totale approssimazione. Sì. Parliamo sempre degli arbitri. Siamo veramente stufi, ci sentiamo frustrati, ma in che senso? No, non è un errore, ci siamo frustrati. Perché? Tutto ciò è un'offesa a tutti noi. Hai fatto bene a tonare così. Sempre per la classe arbitrale. Sempre per la classe abitale. Infatti là sotto, se cali, c'è la classifica quella reale, così. Sì. Se non ci fossero stati questi torti arbitrali. Esattamente. Con 70 più o meno punti. Passiamo al chianchiere dello sport invece, che titola? Per tornare il Catania ne dobbiamo mangiare di pane. Ad Altamura, infatti, un Catania senza idee, senza panchina, senza attacco, senza gli infortunati e senza prospettive, Senza rendo, va. pareggia contro una pari livello, che alla fine siamo ridotti a questo. Toscano analizza la gara coi pugliesi. Oggi parlare della partita è difficile. Sì. Non è giusto. Non è giusto perché il rigore è netto e l'espulsione di stop è inesistente. Dopo ci Dispiace per i tifosi. Con una vittoria avremmo potuto regalare loro un magnifico 7° posto. Sì, direi. No, l'abbiamo sognato da inizio stagione. Invece la società è contro gli errori arbitrali, abbiamo detto. Esattamente, siamo davvero stufi di questi sbagli. Se non fosse per gli arbitri oggi avremmo 10 punti in più in classifica, nessun punto di penalizzazione, Sicuramente. un centro sportivo, un campo dove allenarci e 5 attaccanti rosa e un'infermeria vuota. Sì, scandaloso tutto questo. Sempre gli arbitri, prima della classe arbitrale. sempre. Parlo sempre della cassa arbitrale. Sempre la cassa Sì. arbitrale. Ci interrompiamo per ora, questi erano 2 titoli e poi andiamo per 2. Grazie ragazzi, noi ci fermiamo. Intanto, scusa, 40° primo tempo, Messina-Trapani 0-0. Bene, fra poco andiamo da Giulia, nel frattempo facciamo una breve sosta. Ripartiamo da Giulia e dai messaggi. E Carmelo da Catania ha capito perché ci sono così tanti infortuni e scrive: hanno riesumato la macchina do ghiaccio di qualche anno fa. Poi qualcuno del Viale scrive anche: l'unica certezza è che i calciatori non vogliono andare ai playoff per non rovinarsi le vacanze estive. Ecco, questa poteva anche essere una buona soluzione. Leonardo invece scrive: buonasera, non pensate che con questi arbitraggi anche un Catania in perfetta forma perderebbe? Questa è una considerazione. Buonasera, mi chiedo perché Quaini è stato esonerato. No, la risposta è no. Cioè, al primo. Okay. Questi arbitraggi fanno parte della media di questa categoria. Che poi ieri accada un fatto che merita una riflessione importante su grandi linee che faremo dopo, sì. Ma faremo dopo se la regia intanto ci fa vedere. Però un attimo, finiamo i messaggi. Però che le prepari? Prepariamo le foto intanto che abbiamo mostrato anche durante Non penso che sia vero che il Catania sia stato penalizzato così, in maniera così grave dagli arbitri in termini generali rispetto alle altre società. È stato penalizzato, ma non... Fatemi leggere qualche messaggio. Un altro messaggio, un altro ironico. Sembra di toccare il fondo, ma la domenica dopo raschiamo ancora di più il fondo. È un incubo. Chiamare questa squadra Canizzaro FC o Garibaldi FC sarebbe molto più consono, suggeriscono. Giulia, scusa, su Quaini cosa stavano dicendo? Su Quaini, aspetta che lo vado a rileggere. È stato esautorato, mi pare. Sì, qui. Buonasera, mi chiedo perché Quaini è stato esautorato, visto che gli si è preferito anche Gega. Grazie Lucio Antona. Questo è. Ha pagato degli errori. Ha preferito mettere Gega perché come però... braccetto sinistro è un mancino, caratteristiche molto vicine a quelle di Quaini paga alcuni errori di Allegretto. Alcuni errori in chiave difensiva abbastanza. In chiave di lettura di alcune partite fa. Secondo me Quaini è uno di quei giocatori che ha fatto sempre. Sto leggendo nelle valutazioni straordinari. Il suo fatto bene, sempre sopra la sufficienza. Qualche errore ci sta. Penso Benevento, penso in casa col Giuliano, tanti altri calciatori. Penso col Potenza. Ci sono 3 o 4 situazioni. Ma sicuramente. Allora buona parte di questa squadra, fatta eccezione per Roberto Inglese, non dovrebbe giocare. Non dovrebbe giocare per lo stesso principio. Ancora un po' di Quaini, rispondiamo su ancora un paio di messaggi. Sempre tra i più positivi. Discutibile, possiamo dirlo. Allora, se no, mi devo attrezzare con qualcosa per il frustino. Ok, vado. Antonello da Tre Mestieri: prima di entrare in campo i giocatori del Catania sembrano i guerrieri della notte, poi non riescono a finire la partita per i crampi. Bene. Non sono d'accordo con Grella che mancano punti
punti per colpa degli altri. La colpa è dei giocatori che sono mediocri. Che notizie abbiamo di Inglese? Ce lo scrive Sergio da Camporotondo. Infiammazione al tendine di Achille, che è insomma una cosa subdola da gestire. Si è parlato pure grande di attenzione. un problema all'ileo-psoas durante il riscaldamento di ieri. Sì. Quindi c'è anche questo Può essere. problema da valutare. Bene, allora Poi, Giulia, l'ultimo sì, messaggio. L'ultimo. Vittorio chiede: buonasera, secondo voi è stato regolare il rigore calciato dall'Altamura? Sì. Adesso magari Esatto. lo vediamo con calma, ci arriviamo. È un tipo di rincorsa molto in uso a livello professionistico. Perfetto. Calcio Adesso, internazionale lo vedo spesso. Sì. adesso vediamo queste 3 fotogrammi, diciamo così. Intanto per cercare di capire meglio da vicino cosa è successo tra Rizzo e Stoppa all'83esimo, ci proviamo, sono dei fotogrammi, sono delle foto. nell'area dell'Altamura. Sono Poi, delle foto. poi dopo vedremo anche il filmato. Esattamente. Intanto vediamo queste 3 foto. Partiamo da queste fotografie. Questa è la prima che vediamo. Guardate la gamba destra di Rizzo e la gamba destra di Stoppa. Guardate intanto i 2 piedi come sono sistemati sul prato dello stadio di Altamura. Questa è la prima. Vediamo la seconda. Guardate la scarpa di Rizzo sotto il piede di Stoppa. Diciamo l'immagine, vedete in rosso è la scarpa di Stoppa e vedete che sotto c'è la punta della scarpa di Rizzo. Andiamo sulla terza immagine. E questa diciamo che forse è la meno pulita delle 3. Ci riportiamo alle 2 precedenti, però insomma la dinamica è chiara. Stoppa punta Rizzo, sterza per rientrare e lì i 2 piedi vanno a contatto e il movimento Adesso lo vediamo di Rizzo, nelle immagini sì, che abbiamo nel vediamo. filmato. la possiamo chiamare direttamente questa moviola, così già Sì. lo esaminiamo. E Qual è chiamiamo la l'episodio? moviola subito, il rigore non concesso. È il moviola numero 5, se la regia può leggermente stravolgere la Eccolo scaletta, eccolo, guardate Rizzo e poi c'è questa gazzarra che purtroppo non vi possiamo documentare, Ne parliamo, ma che abbiamo però, ne parliamo. visto. Allora, certamente c'è un contatto. Sì. Poi Allora, sta all'arbitro. L'arbitro, fra le altre cose, Angelo. è abbastanza Angelo. è piazzato abbastanza bene. 2 cose può fare l'arbitro: o ammonire per simulazione o indicare il dischetto. Non c'è una terza soluzione. Cioè non può non L'arbitro decidere. dice che non è successo Ma nulla. non può non decidere, o è simulazione o è rigore. Ha deciso purtroppo. Ma non è ha una deciso su decisione, non ha indicazione. applicato il regolamento. Ha Angelo. deciso su Ma indicazione. non ha applicato il le regolamento. guardaline. Quindi se lui decide o simulazione o calcio di rigore, tutto quello che succede dopo tra Rizzo e Stoppa che porta all'espulsione assurda di Stoppa non può accadere. Alessandro, abbiamo anche la moviola del gol annullato al Catania. Ora sì, ci arriviamo. Allora, perché secondo me quella è ancora più macroscopica. Questo è decisivo, perché siamo all'83esimo, sull'1-1. Stiamo parlando. Lì siamo sull'1-0 per l'Altamura Stiamo parlando, nel primo tempo. ma stiamo parlando di un errore macroscopico. Sicuramente. E allora qui siamo di fronte a un errore macroscopico, possiamo discuterne e lo è e rimane, ma il gol annullato a Guglielmotti è un errore forse ancora più grave. E se abbiamo la moviola lo possiamo anche documentare, se lo abbiamo. Non ce l'abbiamo. Lo possiamo prendere dagli highlights. Sugli highlights Lo adesso prende- lo cerchiamo se magari. se lo abbiamo. Quello è un errore ancora più grave. Vi lascio parlare perché poi quando sarà il momento di... Parlerai soltanto tu. No, sarà il momento di raccontare quello che invece ha condotto all'espulsione di Stoppa e quello che il Catania... Ma non c'è miglior momento. E allora? Raccontacelo tu. Succede che nel momento in cui il pallone si allontana, l'inquadratura dal campo stretto sui 2 giocatori va via e quindi l'arbitro non concede il calcio di rigore, siamo riusciti a vedere da una documentazione televisiva che non possiamo mandare in onda noi, ma io reputo sia assolutamente necessario che il Catania, se il regolamento lo prevede, debba allegarla al ricorso che andrà presentato, a mio parere, a seguito della squalifica di Stoppa per 1 o 2 giornate. Una, no, sicuro. Da 2 a 3.
da 2 a 3 giornate. Perché cosa dice il regolamento di giustizia sportiva? La legge che organizza la giustizia sportiva, che il Catania può depositare una prova che fotografica o documentale ovviamente per quanto riguarda la prova televisiva, qualora sia una prova che garantisca la piena efficacia tecnica e documentale, cioè una prova, un filmato che non sia stato manipolato, che non sia stato contraffatto, che sia un documento ufficiale. Il documento ufficiale il Catania lo ha in mano e dimostra come non vi sia contatto tra Stoppa e Rizzo. O meglio. C'è un contatto assolutamente infinite. Ma Alessandro, io guarda, l'ho riguardata. Sì. Quel contatto. Vabbè, un contatto tra i due piedi Tra i c'è, due punte ma può essere catalogato come sgambetto. Alessandro, Il regolamento ai fini dell'espulsione prevede condotta violenta. lo riguardiamo. Quella che non possiamo far vedere, ma che tu e io abbiamo visto, non è mai una condotta violenta. È un abbaglio del signor Renzullo di Torre del Greco, Allora, che avendolo valuta rivisto, in maniera... devo Spieghiamolo. dire che non c'è il contatto, ma è quasi insignificante, Allora, perché c'è il ginocchio di Stoppa. Certamente non è condotta violenta, non può determinare l'espulsione. Facciamo così, il regolamento parla, per quanto riguarda la possibilità di catalogare i ricorsi, la evidente simulazione che determina l'espulsione del calciatore avversario. E qui Adesso, Rizzo ha simulato in maniera prima o poi ve la faremo vedere questa immagine. agghiacciante. Prima o poi, quando ne avremo l'autorizzazione a farlo, perché questo è il motivo principe dei ricorsi che possono essere presentati dalle società che fanno parte della Lega Pro. Una simulazione talmente tanto evidente da avere indotto l'arbitro che non ha visto o il guardaline ad espellere un giocatore con un rosso diretto. È un caso classico, canonico, e io mi auguro che il Catania possa affrontare con il team legale questo tipo di questione, anche perché ci porta poi a un ragionamento che fu quello di Grella nel momento in cui il vicepresidente del Catania fu anche consigliere di Lega, che furono delle prime richieste che presentò il Catania, cioè quello di adottare il VAR anche nel campionato di Serie C. È un argomento che Grella portò alla valutazione, sono cose che magari poi quando puntiamo il dito magari dimentichiamo o non sappiamo, portò alla valutazione del Consiglio e sembra che l'anno prossimo questo light VAR, perché l'obiezione fu quella che il VAR in Serie C per 60 partite che si giocano nell'arco di un niente costerebbe alle società qualcosa come 15 milioni di euro, perché il VAR comporterebbe una regia, un tecnico VAR, 2 arbitri, è una situazione che costa al circo del calcio di Serie C quasi 15 milioni di euro, ma c'è una soluzione diversa che sarebbe quella del light VAR, un VAR a chiamata dove ogni allenatore della squadra che si confronta può chiamare questo light VAR 2 volte soltanto nell'arco della partita. Angelo, ma la struttura che devi portare lì, la struttura tecnica comunque ci deve essere lo stesso. La struttura tecnica non adotterà le 7 almeno telecamere più 2 che sono necessarie per il VAR. E non sarà la stessa cosa. Ma sarà comunque un aiuto ai tanti Mastro Domenico. Però voglio dire, Però sul rigore di Stoppa il VAR non sarebbe intervenuto, non poteva intervenire perché non c'era sull'espulsione. Probabilmente sì. Allora ragazzi, un attimo, dobbiamo fare un tassativo. Sarà una novità della prossima stagione. Facciamo subito e andiamo da Giulia perché abbiamo da fare una pausa. Il tempo della nostra solita pausa caffè, torniamo subito da voi, restate con noi. Allora siamo di nuovo insieme, adesso vado dai cugini.
Eccoli perché qua. abbiamo gli ultimi 2 giornali rimasti. E cominciamo con il resto del librino che intitola Pareggio con protesta e lamentela a voci di testa. Finisce in parità e con sdilliri per un mancato rigore netto il big match tra l'Altamura e l'altra muratura. Ma la razza. Ti lamenti, ma chi ti lamenti? Non pigli l'attaccante e tira fuori i denti. Questo più o meno quello che è successo in edicola, invece con il resto del librino Ciccio. Gli regalo un opuscolo con le 50 migliori scuse per scaricare la colpa sugli altri. Prefazione a cura di Walter Mazzari e Cristiano Lucarelli. 2 grandi della materia. Il primo capitolo è il giardiniere. 2 grandi della materia. Invece la chiosa e il direttore Pittero? Non può tagliunare una scasciuni del genere. Sì. Invece passiamo al Fortino Today, che è il nostro giornale che vede sempre il bicchiere lato positivo, sempre il lato positivo della situazione. Che intitola Catania tiene a cura i campioni d'Altamura. Terza partita senza sconfitta, finalmente ne stai a Nuritta. Sì, in basso c'è l'editoriale. E poi Antonio come sta andando veramente? Drittissima, vabbè. L'editoriale di Direttore Lattuca. Su Jimenez a pigliavo con Asu, ci spunnavo palloni? Può essere. L'ultima intervista sopra di Montalto, perché si è reso protagonista. Sì, esatto. Finalmente sono tornato protagonista in un'azione da gol, accalandomi per non rischiare di essere preso. Bravo. Ci ha fatto qualcosa. Hai evitato un infortunio. Ha evitato anche un infortunio. Un trauma. Accalandosi. 2 cose in una. Esatto, bravi. Abbiamo la top la facciamo dopo, no? La dopo tende dopo. Va bene, a dopo. Posso lanciare un sondaggio? Un sondaggio? Come lo facciamo? Velocissimo. E come rispondo? Parto dai cugini e poi rivolgo la stessa domanda allo studio. Sì. Secondo voi, cugini, Sì. l'osservatore arbitrale che era presente ieri ad Altamura ha valutato la prestazione di Mastro Domenico positivamente o negativamente? Positiva, io secondo dico noi positiva. È un sondaggio. Visto che ci arbitra sempre e fa sempre il Mastro. Date i vostri voti, quindi positiva. Già dal Giuliano che è positiva. Esatto. Carlo? Negativa, chiaro. Angelo? Mastro Domenico si racconta da solo, ne parla di lui la sua storia. Dimmi, positiva o negativa? Assolutamente negativa, ma non... No, ma te la motivo. Ok. Non tanto per il rigore non assegnato o per l'errore in cui corre nel momento in cui il guardalinee gli fa espellere stop, perché lì è un errore indotto, è un errore arbitrale ma non dell'arbitro. Quindi negativa. Negativa. Angelo? Per me positiva. Allora, hanno ragione i cugini e Angelo Gagliano. È stata valutata positivamente. Bravo, un applauso al direttore. Non dobbiamo aggiungere altro. Tra l'altro, se no non lo mettevano sempre contro il Catania, no? Esatto. Una recidiva positiva. Esatto. Non dice la parola Allora, stessa. ragazzi, Una squadra importante, un arbitro importante. vediamo gli ultimi episodi della Moviola, quelli che abbiamo preparato, sono pochi. Vediamo il rigore concesso all'Altamura e poi vedremo anche la trasformazione del rigore. Partiamo con il primo degli episodi che abbiamo sistemato, che abbiamo montato. Eccolo qui, l'azione. Rolando Celli. Insomma, sì, il contatto c'è, però Rolando può fare... Alessandro, questo è calcio di rigore tutta la vita. Certamente. È l'errore, quello Certamente. che non deve in un certo qual senso ingannare la gente che ci ascolta e magari chi ci ascolta a 360 gradi, che stiamo dirottando la questione sul problema arbitrale. Stiamo facendo Moviola, Allora, Angelo. No, in generale, sulla questione arbitrale. Io dico che l'arbitro è stato negativo, ma la partita è stata peggio dell'arbitro. L'abbiamo premesso, attenzione, però, è mezz'ora Non di deve essere analisi. un alibi. Ma Non deve essere un alibi la prestazione. La prima mezz'ora di questa trasmissione mi pare che Celli. sia stata Assolutamente. chiarissima. Allora, Celli, se fosse il mio giocatore, come l'ho tenuto in panchina o per molto tempo, se avessi abbondanza di giocatori non lo convocherei per le prossime 2 giornate. Ma non hai abbondanza di giocatori? No, se avessi abbondanza di giocatori, ma siccome non ce l'ho, e allora Però io non sono l'avvocato di Celli, attenzione. l'allenatore... Ma il problema non è solo Celli. No, sto arrivando. Ma Però il allora- cross per il gol di Menez ha fatto Esatto. E allora lo Dobbiamo essere riconvoco, oggettivi. ma io lo riconvoco per questo e cerco di capire da allenatore se è un problema mio di comunicazione del tecnico o è un problema del giocatore, perché poi mi puoi fare un assist e lo hai fatto bene, hai fatto il minimo sindacale che si può richiedere a un giocatore della sua
statura, di che stiamo parlando? Un cross che diventa un assist da Celli, io me ne aspetto 18 nell'arco di una partita. Io l'ho contrattualizzato, perché parlo di Celli perché mi viene in mente la cosa, l'ho contrattualizzato con un contratto importante e anche lungo, perché da lui pretendo 18 cross a partita, non 18 cappellate come quella che mi condizionano una gara. E allora, se già c'era stato uno in avvio che Leonetti è andato a calciare solo con gli ha messo la freccia. E allora io da dirigente mi pongo il problema di andare a capire dove sta la responsabilità di comunicazione tra l'allenatore e la squadra, o probabilmente tra me e l'allenatore, o nel gruppo che ancora non si è consolidato, perché non è possibile vedere Luperini che gioca una non partita, e lì è inutile, possiamo prendercela con Pelligra, con Grella, con Alibaba, ma lì è una questione tecnica, cioè non si scappa, lì è una questione prettamente legata all'imprinting. Non faccio giocare Luperini, faccio giocare un altro giocatore. No, la soluzione è quella. In questo momento Luperini non andremo poi anche alle pagelle. Vabbè. Dopo ci andiamo, però ragazzi vorrei stringere, facciamo vedere gli altri episodi, così vediamo la trasformazione del calcio di rigore di Leonetti. Prima qualcuno ci chiedeva se fosse meno regolare. Vediamola, riteniamo numero di 2. Sì. Riteniamo di sì, perché la rincorsa non viene mai interrotta, quindi ci sta. È una finta da break dance, però funziona. Calcio anglosassone viene utilizzata spesso. Ora vediamo il gol del Catania, che devo dire è stata la cosa certamente più interessante e più bella tecnicamente, perché Jimenez insieme all'assist di De Rose per Frisenna a inizio secondo tempo. Esatto. È una bella palla proprio che taglia e là è stato in due la difesa dell'Altamura. Il cross e l'inserimento, devo dire, di Jimenez, che ha fatto partire anche l'azione. Sì. E quindi diciamo che accompagna questa azione, la va a concludere. L'unico bagliore di questo pomeriggio pugliese è quello della prestazione di Jimenez, non solo del gol. Devo dire che la Puglia quest'anno non ha portato benissimo al Catania, a parte la Monopoli sul Monopoli, poi per il resto voglio dire non c'è stato granché. Adesso il prossimo episodio è l'infortunio di Guglielmotti, che diciamo nella serie infortuni muscolari è l'ultimo in ordine di tempo. Sì. Cioè l'ultimo vediamo un attimino. Eccolo qua. Qui. E questo momento di quando si allunga si fa male, abbiamo bloccato qui. Sì. È il momento in cui diciamo subisce fallo sicuramente, ma la si infortuna anche. Carlo, scusami, a proposito di questo episodio, quando in una stagione ci sono tanti infortuni muscolari della stessa tipologia, è un caso o ci può essere un motivo? Intanto questa era la quarta partita da titolare di Guglielmotti dopo un lungo periodo di stop, quindi non ha avuto sicuramente possibilità di fare ricambi, ma troppi infortuni. Ma quando non sono sappiamo che tipo di lesione ha avuto di una flessori. Mi risulta che anche lui era in sofferenza in questa... Ma ti ripeto, in questa zona lo aveva già quando ci sono tanti infortuni muscolari della stessa tipologia, ci può essere una matrice? Sicuramente il cambio di terreno dal sintetico all'erba naturale non fa bene ai muscoli. Le tante partite consecutive giocate dopo un periodo di inattività non fa bene al muscolo che non è pronto a sostenere determinati carichi. Io non so che tipo di lavoro a livello fisico sostiene la squadra, non l'abbiamo mai vista allenare, quindi non posso entrare nello specifico. Non so che tipo di lavori di forza fanno, che tipo di lavori di velocità fanno, con che carichi si allenano, se lavorano a carico naturale o con l'ausilio di attrezzature, di pesi, di elastici. Non lo sappiamo come che si allena, quindi diventa un po' qualunquista andare a specificare. Avrebbe detto qualcuno così, da slogan conta il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente. Quello Tante che cose non, è il ragionamento. Campo,
allenarsi su spazi ridotti tante volte. Il Cibalino non credo che sia al top della condizione come Manto Erboso, anche lì sicuramente ci sono delle disfunzioni che a livello muscolare si pagano. Carlo, fai bene a dire: chi non è addentro non può dare una risposta. Non lo puoi fare tu, non lo posso fare io, Alessandro, Angelo, non lo possiamo fare. Ma chi è addentro quotidianamente alla situazione del campo e della squadra deve, non può pensarci domani. No, perché ormai non è soltanto una questione di fatalità, non è una questione di fatalità. Ho sentito, voglio dire, ragionamenti fatti anche dagli allenatori che dicono: il giocatore ha voluto riprendere subito, è colpa. Ricordiamoci che noi abbiamo un giocatore a cui è stato fatto un triennale di contratto che doveva essere il fiore all'occhiello del Catania, che è una sequenza di infortuni uno dopo l'altro, no? E allora, a fronte di quello che doveva essere il capitano del centrocampo di questa squadra, non è assolutamente comprensibile come abbia fatto una stagione in infermeria, una stagione e mezza in infermeria. E allora è finito il tempo delle domande. È finito il tempo anche prima della pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità. Ci fermiamo. Se no facciamo sempre domande. Poi vediamo un po' di grafiche, torniamo anche dai messaggi e poi vedremo anche i cugini. Però per adesso ci fermiamo. Storare è un caso. Sono in debito con Giulia, facciamo un paio di messaggi e sono in dubbio. Non ti conviene essere in debito con Giulia. Sono in debito con Giulia perché avevo promesso che adesso aspetta leggere a qualche messaggio. Mi ricollego proprio agli infortuni di cui avete parlato poc'anzi. Buonasera, visto gli enormi infortuni, non sarebbe il caso di rivedere gli allenamenti da parte di mister Toscano, magari far fare pochi allenamenti a chi è acciaccato, ci consigliano. Poi Carmelo da Gravina: salve, chiedo, al di là degli alibi degli infortuni e dei torti arbitrali, l'anno prossimo da quale base di calciatori dovremmo ripartire, considerata l'età dei calciatori, appunto? Quindi questa è una domanda per voi, se volete smaltire le scorie ancora presenti della scorsa stagione e quel margine di errori che è fisiologico che si commettono anche quest'anno. L'anno scorsa stagione è patologico, quest'anno assolutamente fisiologico. Si può ripartire. No, ovviamente andando a chiudere dei contratti che ancora il Catania ha in essere, che non portano a nulla per quelle che sono state poi le prove del campo e soprattutto l'incidenza di infortunati gravi, recidivi e stagionali. Allora vediamo. Ok, vi faccio un bellissimo assist per la grafica che vedremo tra poco. E Gio Curva a Sud scrive: Grella ha fatto bene a fare quelle dichiarazioni, anzi andava fatto già da tempo, ma i punti persi non sono solo colpa degli arbitri. Forza Catania. Un'osservazione attenta quella del nostro telespettatore, quello che abbiamo sottolineato noi durante la trasmissione. Vediamo allora quelli che sono gli errori individuati, no? Sì, possono essere individuati. Abbiamo cercato di ricostruire da cosa scaturisse il pensiero di Grella ieri a fine partita, e parlava di 10 punti persi dal Catania per torti arbitrali. Dalle ricostruzioni di questa stagione, ogni puntata di corner, siamo stati sempre molto attenti alle vicende arbitrali, casi di Moviola, li abbiamo disezionati e quindi abbiamo cercato di sintetizzare gli episodi a cui magari poteva fare riferimento Grella. Vediamo la grafica, eccola qua. E allora partiamo da Juventus Next Gen Catania 1-3. Un errore grave ma che non ha influito sul risultato, il gol annullato a Lunetta al 5° minuto per un fuorigioco inesistente. Catania Picerno 0-0, qui si possono individuare 2 punti persi al Catania perché al 40° il difensore Guerra del Picerno, nel tentativo di disimpegnare, colpisce la palla in maniera evidente col braccio destro. Giuliano Catania 3-2, un episodio che ai fini del punteggio finale non incide, però poteva in teoria, perché all'8° la scarpata in testa di Padula su Beters da rosso dal signor Mastro Domenico, un nome che ricorre, ne è stato valutato come semplice fallo, neanche ammonizione. Catania Latina 0-1, qui diciamo nella somma degli episodi
poteva essere invertito il punteggio, cioè 2-1 per il Catania, perché al 70esimo il Catania lamenta una mancata concessione di rigore per un fallo, una spinta a due mani di Improta su Castellini, su un corner, e all'83esimo il fallo di Di Renzo su Stoppa all'interno dell'area di rigore del Latina. In entrambi i casi l'arbitro ha sorvolato. Turris Catania 1-1, ci sono due episodi diciamo, da evidenziare. All'8º un gol di Anastasio annullato per fuorigioco quando nell'allineamento all'interno dell'area di rigore Cocetta, il difensore della Turris, teneva in gioco Anastasio, e al 55esimo l'ammonizione, la seconda ammonizione a Guglielmotti, che ha causato l'espulsione per un intervento su Onofrietti. L'arbitro in quel caso ha prima gesticolato con la mano facendo segno che non era neanche fallo, e poi sulle proteste veementi della panchina della Turris ha invece estratto il cartellino giallo e ha espulso Guglielmotti. Catania Cavese 1-1, il gol di Fella al 73esimo in fuorigioco su un calcio piazzato laterale della Cavese, quindi 2 punti anche questo come saldo negativo. E ieri il possibile rigore su Stoppa all'83esimo sarebbe costato 2 punti al Catania, quindi come potete vedere nelle parentesi accanto alle partite. Anche il gol annullato a Guglielmotti, perché torno a pensare che quel gol... Ma non è decisivo, Angelo. D'accordo. Perché siamo nel primo tempo sull'1-0 per l'Altamura. Quindi le valutazioni, sì, è un errore, ma nelle valutazioni che abbiamo fatto diciamo che non peserebbe nella totale dei punti persi al Catania per errori. Alessandro, grande arbitrali. merito al lavoro che hai fatto, però voglio dire che invece il merito più importante devono avere quei presidenti di società forti, come succede nel calcio della Serie A, dove sono i presidenti delle società forti che poi orientano e non quelle deboli, a farsi promotori alla prossima stagione di avere, anche se fosse il light bar, ma di averlo, perché è il primo punto d'accesso al campionato professionistico. Io reputo che non bisogna guardare agli errori arbitrali per avere una lamentela, al netto di quello che invece per esempio è macroscopico e abbiamo visto ieri. Buona parte di questi errori che commettono tutti gli arbitri in tutte le squadre, perché probabilmente qualunque squadra ha un dossier. Qui c'è il gol annullato a Guglielmotti, rivediamolo così. Lo riguardiamo per favore. Perché la mia Del Fabbro è viola, lì è il portiere che cade addosso a Del Fabbro. Esattamente. Del Fabbro non fa nulla per ostacolare l'uscita del portiere. Vediamo se la regia ce lo può riproporre ulteriormente, così, tanto per chiudere questa parentesi della partita di ieri. Se il Catania è, guarda. È una società Faccia la punizione di forte. Montalto, pallone rigiocato alla destra da Ierardi, e poi c'è una carambola Del Fabbro, guardate Del Fabbro e il portiere. È proprio il portiere. Non mi sembra che Del Fabbro commetta fallo. Questo è meno fallo del fallo non fallo del calcio di rigore. Diciamo che se c'è da recriminare, probabilmente forse c'è da recriminare soprattutto su questo. E allora, se dobbiamo ragionare, però non è determinante, ha ragione Alessandro, ma fa parte di quegli errori che probabilmente possono essere colmati. Allora, siccome nel calcio di Serie C devono avere parole pesanti i presidenti di club che investono tanti soldi e non quelli che invece fanno la cernita all'elemosina o non vogliono investire più di tanto e diventano una frizione, per esempio per l'uso del light bar, che il Catania si faccia promotore anche in questo caso insieme alle altre società per avere la possibilità per questi arbitri anche di crescere con la possibilità di un confronto delle immagini sul campo, che sia su chiamata, Alessandro, ma che evitino almeno, non ti dico il 100%, perché poi anche con il VAR effettivo abbiamo anche problematiche in Champions League, figurarsi con 24 telecamere, è normale, però il fallo non fallo di ieri, l'espulsione di Stoppa, se ci fosse stato il light VAR, non sarebbe mai avvenuta, sarebbe stato un rosso diretto per simulazione Angelo, grave. Quello che dici tu potrebbe essere vero, ma a condizione che ci fosse stata una telecamera dietro la porta. Senza una telecamera dietro la porta non si potrebbe vedere quello che hai visto tu, quello che hai visto Alessandro, ti posso quello che ho dire visto io, che la e telecamera anche, dietro la porta c'era, lo abbiamo visto, e se potrà il Catania, proprio per
consentire un po' all'opinione pubblica di comprendere i comportamenti antisportivi di tanti giocatori, valutare il comportamento antisportivo di Rizzo, che è veramente uno di quelli più gravi, perché induce l'arbitro o comunque la terna è un arbitrale. concetto che abbiamo capito, la terna arbitrale. Però commette un adesso errore devo gravissimo. dare la linea ai cugini, così facciamo la top 10 e poi l'ultima pausa e entriamo nell'ultimo segmento di trasmissione con le pagelle. Calendario il prossimo turno. Esattamente. Andiamo dai cugini. Sì, eccoci la nostra qua. top 10. Cominciamo con la top 10. Scia. Scia top 10 e cominciamo col nono posto. Togliamone uno. Dalla pagina Catania FC ci sono i vari allenamenti che si svolgono durante la settimana e quindi c'è Matteo Giuffrida che ne commenta un paio. Un paio di queste immagini. Sì, una Cominciamo con la prima immagine, che è questa qui. Matteo Giuffrida dice: non vi mungite a così fotti, evitiamo lussazioni e contusioni di qualsiasi tipo. In effetti, potrebbe Sicura, un essere. saluto. sì, piano piano, andateci piano. Sempre Matteo Giuffrida. Su questo invece dove c'è Del Fabbro dice: Bare, devi parcheggiare. In effetti, la posa è quella. La posa è quella. Un'altra immagine, l'ultima immagine, Matteo Giuffrida ci dice il dottore che cerca di tenere fuori gli infortunati. Sì, più o meno quella. La folla è Ci quella. prova, ma non ci riesce. Esatto. All'ottavo posto, dalla pagina catanista redazione, Anastasio, confermato il problema all'adduttore, si rischiano 2-3 settimane di stop, che mi sembra il minimo quando si infortuna qualcuno. Gordon Glasso, che non è Gordon Bleu, Non è neanche quello di Batman, no, esattamente. non c'è bisogno di recarsi allo store del Catania FC per gli autografi, basta passare da Garibaldi, lì se ne trovano di più, tra parentesi 10, disponibili a fartene. Minimo 10. Sì, almeno 10. Al settimo posto, dalla pagina del gruppo Pianeta Catania Group, Alfio Alfredo Liccialdello scrive: il Catania FC ha comunicato alla Lega che dalla prossima partita il capitano della squadra, anziché una fascia, indosserà una fasciatura. Vabbè. Ci sta, è giusto. Al sesto posto, Questo è da podio però, Sì, Questo è da podio. Ma si mischiano ogni tanto. Vedrete. al sesto posto della pagina Catania FC Ci sono le formazioni che abbiamo coperto per non suscitare l'imbarazzo. Varie reazioni. Esatto. Enzo Lombardo ci commenta: ah, quanto è bella cassa maladia. Come diceva il maestro Brigantoni. E Matteo Giuffrida ci illustra come noi attendiamo la rosa del Catania al completo. Ecco, più o meno così. Attendiamo così. Così sul fiume Stige. Esatto, sì. Al quinto posto, sempre dallo stesso posto, stavolta la formazione la facciamo Perché vedere. l'abbiamo preavvisati prima. Esatto. Salvo Subba ci dice: non so perché la coppia d'attacco mi ricorda Costa Piperis. Bei tempi. Prolifica. Noi Piperista ce l'abbiamo. Costa Piperista è... Noi Piperista ce l'abbiamo nel cuore. L'ha scritto, è uno bravo. Sì. Bella memoria. Al quarto posto, sempre dalla pagina Catania FC, queste poche immagini, proprio 4 immagini degli allenamenti sul riscaldamento. Roberto Andone scrive: s'asciuppiamo che lo fotografo. Le poche foto saranno È possibile. Al terzo posto dalla pagina catanista redazione Torre del Grifo, nuovo approccio da parte del gruppo Pelligra. Vediamo. Ci commenta Andrea Rapisarda: stanno valutando se valutare la valutazione del tribunale. È tutta una questione di valutazione. È tutto un valutare. Al secondo posto, sempre catanista redazione, Toscano nel secondo tempo con la Casertana è mancata il coraggio. Ci sono un paio di foto di Toscano e Manuel Greco ci dice: la terza foto sta tirando fuori il meglio dalla squadra. Ne sono certo. Anche noi ne siamo certi. Sì, sarebbe fiero non so se. E chiudiamo al primo posto, sempre dalla pagina Catanista Redazione, rischio di esclusione tourist e come cambierebbe la classifica del Catania. Commenta Pablo Tigna do San Paolo do Gravina. Anche la Biancaviglia Real. Se escludo tutte tranne il Catania ci andiamo in Serie B. Potrebbe Se essere. le escludo tutte, poi neanche una sì. E se non fanno la B a 19 come quando fu? Quello è un altro scopo. Allora, prendiamo lo spunto anche da questi post su due Lo notizie. facciamo dopo? Perché? C'è la pubblicità. Ma perché? Ci fermiamo a dopo. Allora, partiamo dalle pagelle e dunque dal migliore, adesso ci arriviamo con la grafica. Ci sei? Perfetto. Vediamo allora la Vediamo grafica. se c'è anche la grafica e andiamo a scoprire insieme chi è stato il migliore della partita disputata ieri ed è stato proprio lui, Caleb Jimenez, con voto 7.
In un marasma di errori tecnici gli basta alzare la testa per disegnare, verticalizzando trame di gioco mai banali. È lesto ad inserirsi in area affari spenti per capitalizzare l'assist di Celli, firmando il suo terzo gol stagionale. Nella fase di maggior sofferenza, in fase di non possesso, si sacrifica per dar manforte a Frisenna sull'auto di destra. Si nota che gli manca un riferimento come inglese. E questo è stato il migliore. Vediamo adesso le pagelle per quanto riguarda il campetto in generale. Partiamo dall'allenatore toscano con voto 5,5. 6,5 voto Dini, 5,5 per Ierardi e Del Fabbro, 4 per Gega, 6 per Raimo che lo sostituisce, 5 per Guglielmotti e 5 per Luperini, sempre che prende il suo posto, 6,5 per De Rosa e 6 per Frisenna, 5 per Celli e 5,5 per Quaini che lo sostituisce, Jimenez 7, Montalto 4,5 e Stoppa 4 che prende il suo posto. Ehi. Ah, ok, 6. E 5,5 per De Paoli. Poteva essere 4 se l'espulsione fosse stata insomma, giusta, Meritata. ma siccome è ingiusta non vedo perché gli si debba dare l'insufficienza. Alessandro, pagelle ingiuste invece, Sì. quelle tue, a mio parere, se le riguardiamo un attimo, nel senso che stavolta eri col cuore bagnato nello zucchero, perché quel 5,5 a Toscano mi sembra abbondante sull'ottica di una scelta iniziale che ovviamente non fa parte del principio col senno del poi, ma è stata una domanda che ho fatto. Incomprensibile schierare Montalto che non decolla mai oltre la linea del 4 e non affidarsi comunque vada ad un giocatore che può essere di prospettiva per questo Catania. Prenderà 4 Corallo la prossima partita, ma almeno hai messo in campo dal primo minuto un ragazzo che ha voglia di davvero mangiare il campo piuttosto che uno che ha desiderio di passeggiare, e lo ha dimostrato, quindi quel 5,5 lo reputo sovrabbondante. Sai cosa? No. Gli ho dato 2 alibi forti, Inglese e Di Tacchio. Alessandro, 2 giocatori a cui il Catania non può assolutamente d'accordo. rinunciare E per questa partita. Poi sul Alessandro, ragionamento in generale ho fatto le considerazioni all'inizio trasmissione. Inglese Di Tacchio, hai un'alternativa. Questa squadra a Inglese e Di Tacchio non può Alessandro, rinunciare. d'accordo, va bene, ma in questa partita hai un'alternativa alla super emergenza di Inglese al quale non puoi rinunciare. Non è Montalto a tutt'oggi. È inutile, altrimenti poi voto alto a Frisenna è giustificato soltanto. Si è sacrificato molto, soprattutto dopo per l'uscita me. di Guglielmotti, Allora, in una e squadra, ha sfiorato il gol del 2-1. Non dimenticare quell'inserimento che per centimetri non si è tradotto in gol. È vero che un ragazzo che arriva in una squadra dove si viaggia alla velocità di un pachiderma e dove magari si litiga in campo, non si capisce bene cosa accade in campo, è difficile, però da lui mi aspetto, anche da lui, quella voglia di poter dimostrare qualche cosa in più. Allora, da casa ci chiedono, abbiamo finito con le pagelle, Sì. immagino, notizie su Torre del Grifo. Sì, allora, Possiamo dare qualche notizia, poi vediamo il prossimo avversario e il calendario. lunedì scorso abbiamo lanciato questa indiscrezione che poi ha ripreso Giovanni Finocchiaro sulle pagine della Sicilia, che hanno ripreso anche i colleghi di Catanista, e vi confermiamo che entro la metà di marzo il Catania presenterà un'offerta alla curatela del fallimento del Catania per acquisire Torre del Grifo, ma anche il famoso logo di cui si parla ormai da tanto tempo, e in questi giorni il Catania ha affidato a un pool di consulenti degli studi proprio in chiave specifica su quelli che sono gli aspetti legati alla remissione in pristino di Torre del Grifo, visto che si tratta di un centro sportivo oggi assolutamente ammalorato perché è chiuso anche la da parecchio tempo. Assolutamente, anche la destinazione d'uso per verificare alcune cose che insomma devono essere sistemate da un punto di vista proprio amministrativo. Però Alessandro, io mi auguro che questa operazione vada in porto e con ogni probabilità ad oggi tutti gli elementi convergono verso una positiva risoluzione della questione.
o chi per lui non pensi che l'acquisizione di Torre del Grifo risolve il problema campi di allenamento da qui ad una stagione? Ma non 2 anni, Angelo. Alessandro. Allora non avrebbero scelto Torre del Grifo, avrebbero Diciamo destinato in 6 mesi l'investimento probabilmente sul si può nuovo fare centro qualcosa. Tempo. 6-8 mesi. 6-8 Dice mesi. bene Gagliano. Il tempo, E il tempo? il tempo ci darà ragione. Beh, intanto vediamo. Se il Catania Stiamo dovesse- parlando di un gruppo che lavora in quel settore, quindi i però- lavori li faranno con le loro, Ma ovviamente. non parlo della struttura, parlo dei campi di calcio, parlo dei campi di allenamento. Allora, Angelo, Se- 6-8 mesi da quando verranno consegnate le chiavi al Catania della Quindi struttura. è probabile che la consegna delle chiavi non avverrà fra una settimana e neanche alle Stiamo indicato. parlando di una proposta allora? che arriverà sul tavolo della curatela entro metà marzo e che realisticamente verrà Ok. valutata dalla curatela 6 e mesi. dal giudice delegato entro i successivi 15-30 6 giorni. mesi, 8 mesi sono febbraio dell'anno prossimo, no? Prima che diamo insomma, idee. No, alt. Stiamo parlando che se tutto va come immaginiamo ad aprile questo Aprile. discorso si Aprile. chiuderà, 6 mesi portano a ottobre, 8 mesi portano a dicembre. Ok. Allora, siamo arrivati a dicembre, ma il campionato è già iniziato ad agosto. D'accordo. Il che significa che se Padanello, ancora... da qualche no, parte però si deve Perdone, iniziare. l'alternativa Non è qual è? Qual è? no, l'alternativa è trovare da subito un posto che diventi la casa temporanea del Catania da qui alla consegna del In questo campo momento di probabilmente è stato Torre del individuato il campo di Non Mister è- Bianco, probabilmente non dove può si esserlo. allenano loro. Non può Allora, esserlo 2 volte la allora, settimana. noi abbiamo- Non può. E poi un'altra cosa volevo dire al volo, ricollegandomi ai post della classifica che leggevano prima i cugini, Turris-Taranto in questa settimana arriverà l'esclusione dal Il campionato 27 ci dovrebbe essere la e decisione. arriverà l'esclusione dal campionato di entrambe le squadre. Quindi, la insomma, classifica verrà stravolta. Verrà rivoluzionata. Allora vediamo a questo punto il calendario e poi il prossimo avversario, Sì. così chiudiamo. Sì, andiamo a vedere il calendario, andiamo a vedere proprio i giorni in cui giocherà il Catania. E il Catania gioca domenica 2 marzo alle 15, che ci sarà Catania-Foggia, sabato 8 marzo ore 15, sempre Latina-Catania. Mercoledì 12 marzo ore 18:30 Catania-Turris. Questa partita Forse non ci sarà. Ci sarà. Meno male, perché mercoledì alle 18:30 è l'orario peggiore in termini assoluti dove andare a vedere una Anche perché partita. mercoledì 12 marzo noi due abbiamo un impegno. Assolutamente sì. Vogliamo vedere poi l'altro? Va bene, l'ultima invece Una domenica merendina. 16 marzo ore 19:30 Messina-Catania. Bene, questi sono i prossimi impegni in calendario. Patanè, praticamente hai portato Vagliasindi sulla cattivissima strada. Però Sei un cattivo esempio. l'assenza di Micale ormai, che si protrae da qualche settimana, mi porta a dover comunque litigare o confrontarmi litighi con con qualcuno. Vagliasindi, Beh, va bene, allora abbiamo capito. litigo con lui. Vediamo il prossimo avversario. Vediamo anche il prossimo avversario e il suo rendimento, che è proprio il Foggia, con 28 partite giocate, 9 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte, 33 gol fatti e 35 gol subiti. Nel girone di andata Foggia-Catania finisce 2-2. Il rendimento esterno della squadra: sono 13 le partite giocate con 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 15 gol fatti e 15 anche subiti. I migliori marcatori sono Emma Usso con 10 gol, con 3 gol Salines e Mazzocco e con 2 gol Gala e Zunno. Allora, a proposito di Emmausso, 90 secondi per parlare del Foggia, dopo dobbiamo a chiudere. proposito di Emmausso, se ho fatto bene i conti, Sì. salterà la partita di Catania per squalifica, perché era in diffida. E oltre a lui salterà una partita del Massimino, 2 espulsi della partita di ieri, che sono il difensore Felicioli e il centrocampista Parodi, quindi 3 assenze di un certo peso che vanno a compensare quelle del Catania, che perderà Gherardi, Guglielmotti e Stoppa. Quindi, Forse, se certamente, Vabbè, sicuramente non ci sarà tempo per esaminare il ricorso prima di anche se domenica. dovesse essere, diciamo, presentato nei tempi e in maniera Quindi veloce. il rebus vero sarà chi collocare sulle fasce del Catania per la partita col Foggia. Io ho fatto Perché a la questo domanda punto ieri, resta Raimo di Angelo. Raimo e Celli resta. ieri mi ha detto Ma non è, io non me la sono presa. A meno che recuperi Lunetta. Lunetta. A meno che recuperi Con te, Lunetta. Carlo, litigare è impossibile perché tu sei troppo, cioè,
hai sempre Padanetti, devo dire che ti devi fermare. No. Scusatemi, vi Non devo ho fermare puntato il perché dito alle su Celli. 22:15 Ho detto che mi aspetto di più. fermi. Parlavo di un altro tu. Ragazzi, Dai, state calmi, state puoi calmi. andare, lasciali Posso fare. andare? Vai, No, perché sta per partire la differita. Rai un mio pupillo. Sta per partire la differita di Altamura Catania. Il commento di Marco Carli e Carlo Breve. Ci dobbiamo fermare qui, finiamo qui. Corner di questa settimana. Grazie a Giulia. Grazie a voi, un buon proseguimento di serata. Grazie ai cugini. Buonasera. Buonasera. Grazie, Nessuno ragazzi. tocchi Raimo. È sensato. Carlo, grazie, anche Grazie, stasera Angelo. ti abbiamo coinvolto serata in a questo tavolo folle per Fantastici. certi aspetti. Noi lavoriamo per il turno infrasettimanale che State calmi salta. poi. Grazie ad Angelo Patanè, grazie ad Alessandro Vagliasindi. Buona Corner serata. torna la prossima settimana, sempre di lunedì, mentre invece Ci vediamo a marzo. ci vediamo. Prima però c'è preview venerdì. Noi torniamo con Corner a marzo, ma prima c'è diretta stadio domenica. La partita a che ora è domenica? Alle 15. Alle Alle 15. 15, quindi cominciamo alle 14:30. Grazie, una buona serata.